Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Oggi, da come avete visto, faremo una meditazione guidata, molto semplice, sulla stella di Davide e il leone. Ma prima di fare questo, prima di iniziare, spieghiamo anche una cosa. Queste meditazioni hanno un duplice scopo, prima di tutto di farci trovare una pace interiore, ma anche di costruire dentro di noi degli strumenti che restano inviolabili, ovvero quando noi cominciamo a visualizzare la stella di Davide e in questo prato verde, questi oggetti che sembrano virtuali e praticamente impalpabili, dentro il nostro subconscio rimangono fissi e quindi nessuno ce li può toccare. È praticamente un altro sistema al posto di acquistare un talismano o un sigillo. Chiaramente hanno un'altra valenza, però ci sono e sono, come si suol dire, molto importanti queste cose, queste meditazioni. Sono meditazioni che costruiscono dentro di noi anche un ambiente che non è mai esistito e che con la loro forma ci daranno delle energie nei momenti di bisogno. Però prima di iniziare con queste meditazioni il vostro Marietto vi chiede, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Hildegarda e del vostro Marietto di Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e nel canale di Telegram, dove ogni lunedì sera ci incontriamo per degli studi di esoterismo alle ore 20:30 e nell'eventualità vi scappa anche un bel super like, è sempre ben accetto. Bene, ora iniziamo questa piccola meditazione breve, che poi sarà una meditazione che farà da corollario a una meditazione più grande, che mano a mano che spiegherò queste meditazioni verranno aggiunte come un puzzle e alla fine di queste meditazioni ci sarà una meditazione grande che comprenderà tutte queste. Quindi mettetevi in un modo tranquillo, seduti in modo comodo, oppure sdraiati su un letto o su un divano con un abbigliamento molto leggero che non vi stringa l'addome, e rilassatevi, fate dei bei respiri profondi, tenete bene gli occhi aperti, incominciate con la lingua a sentire papille gustative del palato e con la lingua toccare i denti sopra e sotto la bocca, proprio in modo circolare, così che possiate sentire le papille gustative. Poi incominciate a respirare profondamente e sentire il profumo che sta nella stanza e che vi entra nei polmoni. Dei bei respiri profondi e incominciate a fare transitare i vostri pensieri in modo che non li fermate, li fate fluttuare nella vostra mente, rilassandovi sempre di più. A un certo punto chiuderete gli occhi quando proprio vi sentite calmi, che i vostri pensieri galleggiano e sentite con i polpastrelli delle mani quello che toccate. Provate a sentire con le mani cosa state toccando in quel momento lì. Quindi vi sentite galleggiare i pensieri, siete calmi, tranquilli e incominciate a visualizzare dentro di voi, con la vostra mente, incominciate a visualizzare un bellissimo prato che ha la forma della stella di Davide. Questa bellissima stella di Davide potente, questo prato è una bellissima erba e voi state camminando a piedi nudi e sentite il fresco di quest'erba e l'energia che penetra dentro di voi di questa bellissima erba. State per alcuni istanti in questo stato di meditazione profonda e vi sentite liberi e leggeri e a un certo punto cosa vedete distante da voi? Un bellissimo leone che viene verso di voi, un leone molto potente, un leone che irradia pace e amore, un leone che con la sua selvagità, con il suo stato brado vi fa sentire bene. Questo leone avanza verso di voi e voi a un certo punto vi immedesimate dentro di lui, voi diventate uno con lui e praticamente vi sentite il re spirituale della vostra stella, del vostro corpo, voi sentite il selvaggio, la forza spirituale selvaggia dentro di voi di questo leone. Ecco, state per alcuni momenti in questo stato in cui camminate su questo prato bellissimo a forma di stella di Davide e siete tutto uno con questo leone bellissimo che cammina spavaldo
selvaggiamente in questo campo spirituale dentro di voi che solo voi avete creato e che solo voi sapete come raggiungere. Quando ne avete abbastanza, cioè nel senso che avete raggiunto quello stato di quiete che pensate sia sufficiente, potete pure uscire da questo stato mentale. E così che adagio ogni giorno facendo questa piccola meditazione voi costruite dentro di voi questo prato bellissimo, questo simbolo bellissimo che praticamente vi proteggerà nei momenti bui di bisogno. Bene cari amici, anche oggi il vostro Marietto Veneziano vi ha dato questa piccola pillola su questa piccola meditazione. Vi chiedo ancora, se non l'avete fatto, di iscrivervi al canale di The Garda Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e di Telegram, dove al lunedì sera alle 8:30 teniamo un percorso esoterico. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!